Eccoci qua cari amici appassionati di vintage, niente, siamo qua nelle zone di Padova, sono in compagnia della Jo che Buongiorno a tutti. Che fra poco entreremo ancora alla fiera auto d'epoca, diciamo questa volta facciamo i parcheggi esterni, come bravo Patrizio mi ha insegnato di curare anche il parcheggio esterno, anche quello archivio. E niente, qua da questa traccia di Panda dimenticata, trascurata, ma che serve anche in questo cortile per fare da ricovero ai dei gatti. Noi portiamo a casa traccia di ricordo, ecco qua, vedete una Panda utile appunto per... Sì, che sta qui a fare da decoro al giardino, ricovero per i gatti e anche come pezzi di ricambio per altre pandine. Eccoci qua, cari amici, questa qua è un pandino qua nel cortile del nostro amico Patrizio, appassionato anche lui di auto vintage. Ecco qua, e tra l'altro Patrizio ha usato questa filosofia di vita, poteva permettersi anche altre auto di comodità, belle utilitarie, ha preferito sempre stare nello stile vintage lui, e come vedete qua c'è una Panda targata a Firenze che la usa nel quotidiano tutti i giorni, appunto, che per andare nella città di Padova è più che sufficiente. Poi vediamo se le varie norme di inquinamento la fermerà, però insomma Patrizio, come ripeto, per il momento la usa, lui ha fatto questa scelta appunto di tenersi la Panda così da combattimento. Non solo, ne ha preso un'altra, ecco qua, ha preso sempre un'altra Panda 750 CL 750 CL che usa nel quotidiano, anche questa ha i suoi segni di battaglia, ecco qua, nel quotidiano. Però a noi quello che ci interessava particolarmente era rendere onore qua a Patrizio per questo camper Fiat 238e allestito Arca del 79. Eccoci qua Gio, andiamo avanti qua con la diretta, è del 79 e ripeto Patrizio l'ha preso nel 2007, e perfettamente funzionante, ragazzi, però lui per motivi suoi personali lo regala, ecco, quindi qua. Chi se ne prende in carico avrà soltanto l'onere di fare il passaggio di proprietà e la revisione, e il resto è regalato, è perfettamente funzionante in tutti i suoi aspetti, sia di meccanica che anche nella funzionalità di camper all'interno dell'alloggio, e quindi chi fosse voglioso e desideroso di farsene amico come compagno di viaggio nelle vacanze sarebbe perfetto, ragazzi. Eccoci qua cari amici, vi do traccia appunto di camper che, come ha detto Patrizio, il suo obiettivo è quello appunto, anche per un senso affettivo, di salvarlo, lo regala, e piuttosto che vada appunto in demolizione, lui ci terrebbe appunto a trovare qualcuno, esatto, lo regala. Ecco, ripeto, c'è qualche infiltrazione, il GPS qua da sistemare, però Patrizio, ripeto, lui lo regala, e insomma, ecco, proprio per non vederlo morire per un fatto affettivo. E quindi chi volesse appunto utilizzarlo per delle vacanze potrebbe benissimo rimetterlo in sesto a tempo perso, così con comodità, e poi utilizzarlo per le vacanze. Vai Gio, aprimi un po' qua, ecco qua la Gio, che insomma mi fa sempre da valletta. Ecco qua ragazzi, ciao a tutti. Ecco qua, è un po' così ripeto, un camper del 79, stiamo parlando, chiaramente non sono i camper che ci sono adesso. E niente, dai, abbiamo fatto qua onore a Patrizio, al suo camper. Chissà quando torno a Padova non lo troveremo più, e niente, insomma, è qua, Con questo vi saluto lì la vecchia Jo. Ecco ragazzi, fateci un pensiero, pensateci bene, perché questo potrebbe avere altra vita. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, spettacolo. Viva Patrizio 238, abbiamo visto